Domenica 17 novembre, presso la parrocchia del Buon Pastore a San Giovanni Lupatoto, i donatori dell'ASFA San Francesco di Assisi si sono incontrati per un momento di festa e di riflessione sul loro impegno di volontari nel dono del sangue. La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa insieme alla comunità parrocchiale e al parroco Don Giampaolo Marcucci, anche lui donatore di sangue ASFA. La festa è poi continuata nei locali parrocchiali con un rinfresco offerto alla comunità e la premiazione da parte del vicepresidente provinciale Alessandro Toiari dei donatori lupatotini che hanno raggiunto i vari traguardi di donazione. In evidenza i donatori che hanno superato le 100 donazioni: Paolo Zandonà, Andrea Leso e Roberto Ogreggio. È una sezione nata nel 1980, operativa nel territorio del nostro comune, quindi da ben 30 anni. È un'associazione che oggi conta 133 donatori e che nel 2012 ha fatto 250 donazioni, in crescita rispetto all'anno precedente, ed è di fatto l'associazione più numerosa sul territorio della provincia dopo quella di Verona città. ASFA si caratterizza non solo per la donazione di sangue, che è un atto importantissimo per il supporto e l'aiuto ai malati, ma anche per la solidarietà. Infatti la maggior parte dei contributi ospedalieri viene devoluta in progetti di sostegno in Italia e all'estero. All'interno della nostra parrocchia del Buon Pastore siamo operativi anche con il supporto alle emergenze segnalate dalla Caritas parrocchiale e dal gruppo missionario parrocchiale. Il nostro invito è che sempre più persone si avvicinino al dono del sangue, essendo uno dei gesti più importanti e belli che una persona può fare di solidarietà verso gli altri e anche verso se stesso.